Ben ritrovati il nostro consueto appuntamento con i diritti negati, il consueto appuntamento con i tanti telespettatori cittadini che ogni settimana ci seguono e chiaramente ascolteremo anche oggi i preziosi consigli dell'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato avvocato, già abbiamo un po' di domande per lei che ci sono arrivate sui social, insomma c'è molta attesa per quello che accadrà anche nelle prossime settimane e ci sono un po' di dubbi anche su delle misure che sono in corso da diverso tempo ma potrebbero presentare delle novità. Parliamo ad esempio del reddito di cittadinanza. Subito le faccio questa domanda, avvocato. Ci segnala questo nostro telespettatore questo quesito in riferimento proprio al reddito di cittadinanza. In base alla novità che l'INPS ha introdotto nel 2021, praticamente questo reddito di cittadinanza andrà accumularsi nel reddito, praticamente viene inserito quindi nell'ISEE così com'è. Quindi questo cosa comporta? Che aumenta chiaramente il reddito di chi ha percepito il reddito di cittadinanza e quindi l'anno successivo che succede? Non avrà più i requisiti per avere questo reddito di cittadinanza oppure verrà decurtato. Poi questo nostro telespettatore conclude, io questo lo voglio leggere perché anche c'è l'ironia, no? delle tante persone che ci seguono. La domanda è: che si può fare oltre che pregare il Padre Eterno? Questa insomma è la domanda che ci fa il nostro telespettatore. Sì, capisco benissimo, ma è proprio nel meccanismo del reddito di cittadinanza. La legge istitutiva che cosa diceva? Che praticamente i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, che ricordiamo sono non superare i 6.000 euro, non avere più di 6.000 euro di patrimonio mobiliare, i requisiti quindi noti a tutti coloro che ne beneficiano, dovevano essere presenti e quindi con la certificazione INSEE al momento della richiesta di accedere alla misura del reddito di cittadinanza. Voglio ricordare che la prima tranche del reddito di cittadinanza è spirata a settembre 2020 e poi siamo andati nei secondi 18 mesi. Che cosa succede? Se è vero avere l'ISEE non fa il reddito di cittadinanza al momento della richiesta, quando si va a rinnovare, quindi passato un anno, e ricordiamo che l'ISEE attuale fotografa 2 anni prima, quindi sì, per mezzo anno cambiano un poco i parametri perché non è l'ISEE corrente. Chi ha percepito il reddito di cittadinanza ovviamente non può trascurare di dichiararlo, anche perché poi altrimenti gli arriva negativo, per cui l'INPS fa la verifica, sì, la percezione del reddito per l'anno precedente, per cui si ha l'imbarazzante situazione che praticamente, benché si abbia necessità di avere il reddito di cittadinanza, con il reddito formatosi da quello che si è percepito al reddito di cittadinanza, se si sforano i parametri economici, perché ricordiamo sia uno è single o a secondo del nucleo familiare cambiano naturalmente, certo, i parametri economici, più sono i componenti del nucleo familiare e più alta la soglia di reddito, però purtroppo si sforano i parametri economici e quindi va a revoca. Beh, insomma, come dice il nostro telespettatore... In attesa che il legislatore si accorga che poi questo naturalmente è un paradosso, perché naturalmente il reddito di cittadinanza non è un reddito da lavoro dipendente, ma è una forma di assistenza, certo, per cui se cessa l'assistenza praticamente poi si torna alla situazione di prima, che, con molto disagio sociale. Beh, è chiaro. Non so se abbiamo una telefonata. Pronto? No, abbiamo la telefonata, altrimenti saluto i nostri ospiti, i nostri consulenti, ecco, perché vedevo già prima pronti Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi. Ecco la nostra Mariella Ippolito, bentornata. Trovati.
Ecco, anche saluto il dottor Cristian Scalmazzi, che volevo fare anche intervenire in questa discussione, no, sul reddito di cittadinanza, che è una misura che viene erogata a delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche, che però poi viene ad essere inserita nel reddito delle persone. Me lo dice tra poco, dottore Scalmazzi, perché intanto abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Niente, oggi la telefonata non... Oggi non vuole parlare. Ah, sì. Ecco, ce l'abbiamo. Pronto? Da dove ci chiama? Ecco, la sentiamo. Da dove ci chiama? Pronto? Sì, signora, Pronto? la sentiamo. Allora, cerchiamo di risolvere, chiedo ai nostri tecnici di risolvere il problema con i telefoni. Non so se la signora mi sente adesso. Pronto? No, niente, abbiamo un po' di problemi con le telefonate, adesso risolveremo, chiaramente questo è il bello e il brutto che di si voglia della diretta, però insomma si risolve tutto. Allora facciamo intervenire il dottore Scalmazzi, intanto sulla domanda che facevo prima, appunto su questo paradosso, no? Che una misura viene ad essere inserita poi nel reddito e quindi poi i percettori non riescono ad ottenere, no, più quella misura. Mi date il dottore Scalmazzi? Eccolo. Buonasera a tutti. Allora, per quanto possa sembrare un paradosso, comunque gli importi che l'INPS ha erogato per quanto riguarda il reddito di cittadinanza sono degli importi che comunque vanno a far parte della ricchezza del nucleo familiare. Tali importi vengono considerati all'interno del calcolo dell'ISEE. Quindi questo cosa va a provocare? Va a provocare un innalzamento delle soglie all'interno del modello ISEE con conseguente perdita di benefici derivante dal superamento di determinate soglie. È comunque anche giusta l'applicazione di questo metodo, poiché una persona che riceve un contributo dallo Stato che va da un minimo di 500 euro e si innalza poi in base alla soglia di equivalenza del nucleo familiare, non credo che possa essere agevolata come magari qualcuno che per altri motivi non ha potuto ricevere il reddito di cittadinanza. Cioè, il paradosso del reddito di cittadinanza qual è? Che io sono una persona singola, ho risparmiato del denaro in passato, ho del denaro sul conto corrente, supero una determinata soglia di liquidità all'interno dell'ISEE, non ho diritto ai 500 euro. Ricevo i 500 euro, è anche giusto che questi 500 euro vengano utilizzati come soglia per l'accesso ai benefici. Voglio ricordare una cosa, che è vero che supero l'indicatore ISEE potrebbe subire delle variazioni per cui si perdono alcuni benefici, ma questo importo non viene decurtato da quello che è l'importo mensile che comunque spetterà per i mesi successivi del reddito di cittadinanza. Sempre chiarissimo. Io vorrei chiedere, lo chiedo all'avvocato, alla dottoressa Ippolito, anche al dottore Scalmazzi, ma quante... No, abbiamo la telefonata, intanto faccio la domanda a voi così ci pensate e poi intanto ascoltiamo, cioè quante persone hanno trovato, sono state avviate al lavoro, no? I percettori di reddito di cittadinanza, perché la ratio, no, di questa misura era questa, accompagnare le persone, no, ad avere un lavoro. Mi risponderete tra poco perché abbiamo una telefonata, mi dicono. Pronto? Pronto? Niente, oggi c'è qualche problema. C'è qualche problema, facciamo noi. Come abbiamo detto, dobbiamo fare una considerazione. Più che altro ci ricordiamo i navigator che purtroppo per la pandemia ritengo non abbiano trovato un posto di lavoro. Certo, cioè, i navigator sono regolarmente, ma come da contratto, regolarmente pagati, contributi e stipendio sono pagati, però per la pandemia non hanno potuto assolvere al compito di ausilio agli uffici del lavoro, che sono quelli deputati a trovare, diciamo, un posto di lavoro a coloro che sono in difficoltà, e primariamente, diciamo, il reddito di cittadinanza era un ammortizzatore in attesa di collocare utilmente al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza,
però purtroppo è capitato poi la sembra pandemia. che comunque è svanito tutto. Non so se il dottore Scalmazzi anche ha la dottoressa notizie Ippolito, vediamo un po' se loro hanno dalla loro postazione no, privilegiata, come no. di osservazione. Chi ci risponde? La dottoressa Ippolito? Allora, alla domanda che è stata fatta prima di quante persone hanno trovato lavoro dopo aver presentato richiesta di reddito di cittadinanza, rispondo dicendo che non raggiungiamo nemmeno il 10%, è una percentuale bassissima. Questa misura nasce diciamo con l'intento di avviare e di dare un sostegno alla formazione di forza lavoro. Però non si è verificato tale, perché tutti, la maggior parte, l'hanno intesa come una forma di assistenza, diciamo fra virgolette come una sorta di pensione. Purtroppo non è mai decollato come sarebbe dovuto, perché i centri per l'impiego purtroppo non hanno, diciamo, forse non sono stati nemmeno formati per come avrebbero dovuto nel far poi dirottare i vari percettori sulle varie forme di lavoro e sulle varie offerte che c'erano sul mercato. In più i navigator, che oltretutto è stata credo anche una figura fallimentare, per cui secondo me è proprio da rivedere la misura. Quindi diciamo che il fatto dell'innalzamento della soglia ISEE per chi è stato percettore fino ad ora potrebbe essere un buon punto di partenza per rivedere, a mio parere, la posizione nella sua globalità, perché assolutamente credo che non sia stata studiata e portata avanti in modo corretto. Cioè non serve questo tipo di misura. Credo che ne servano altre. Poi chiaramente, come diceva anche l'avvocato, è intervenuta anche l'emergenza sanitaria, quindi si è rallentato no, anche questa azione. No. Vediamo se abbiamo fortuna adesso con la telefonata. Pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Io mi chiamo Livia Marchese, sono di Rende. Da Rende. Me lo passate l'avvocato per favore? Come? Vorrei parlare con l'avvocato. È qui signora, la ascolta, prego. Vuole parlare con no, lei? volevo sapere, quella di 3 anni fa, quella prestiti regionale, se si può fare di nuovo la domanda. Voi state parlando praticamente di quel contributo regionale a fondo perduto, fino a 10.000 euro a fondo perduto, che praticamente con la copertura economica, e vi devo dire che ancora, benché ci sia la copertura economica, ancora come al solito, sì, erano i 10.000 euro a fondo perduto, fino a 10.000 euro a fondo perduto della Regione Calabria, con copertura economica, che c'è una casa popolare del 60. Che servivano questi soldi anche per comprare ausili medici, per pagare rate di mutuo, rate di finanziarie, e praticamente erano importantissimi. Come al solito, solo Cosenza, l'associazione che io rappresento, facemmo 3.200 domande solo Cosenza, e praticamente ancora torno a ripetere, la pandemia, però diciamo che questo ritardo ha 2 anni, e da 2 anni precedenti la pandemia. Sì. Per cui siamo in un ritardo incredibile, proprio incredibile. Quindi io gentilmente mi date il numero del vostro studio, che non ce l'ho. Guardi, per quanto i numeri noi li diamo in diretta, no signora, chiaramente può dare
il centralino dopo la trasmissione. Sì, ma facciamo consulenza solamente qui a certo. TEN, non in allora privato. me lo faccio vedere il centralino. Sì, ma, Sì, ma qui a TEN, in privato non ne facciamo questo è consulenza, bene precisarlo, perché noi diciamo sempre che sul territorio ci E sono come devo fare allora, se poi non prendo la linea? Sì, ho capito signora, io la ringrazio per la telefonata. Io volevo aggiungere una cosa, che spesso vengono varate, no, delle misure come questo, insomma, varato tempo fa dalla Regione, ci potrebbe essere la copertura finanziaria, ma gli enti dimenticano quelle misure. Però abbiamo visto che le persone che hanno necessità, no, di avere quei fondi non dimenticano, anche se passano 3, 4, 5 anni. Perché sono fondi anche salvavita, nel senso che ricordo perché chi aveva debiti e poteva pagarli con questi, quindi erano finanziamenti della Regione Calabria a sua volta avuti per le politiche sociali dal governo centrale e dall'Europa, per cui con copertura finanziaria. E praticamente bisognerebbe sempre, come al solito, mettere i cittadini su una posizione di uguaglianza. Se la macchina regionale non va avanti con queste misure che non portano clientelismo, perché si accede a domanda, quindi non che qualcuno deve fare il favore, quindi con semplice domanda, non porta assolutamente né voti né niente, la misura dell'uguaglianza, nel senso la Regione Calabria come macchina non paga soldi che sono già stanziati agli aventi diritto che c'ha, non si pagano indennità. Una cosa molto semplice, perché tutto il resto viene pagato con una precisione incredibile, solamente i fondi per il welfare e quindi per le politiche sociali sono quelle che sono dimenticate. La classica polvere che si nasconde sotto il tappeto e sembra che è tutto lucido, ma non è così. Quindi parliamo di misure varate anni fa. Anni fa, quindi, è assolutamente un'aberrazione, proprio anni fa. Telefonata, pronto? Sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Intanto benvenuto, prego. Le chiedo scusa, io ho fatto una domanda all'incirca da maggio dell'anno scorso all'INPS per un aggravamento. Vorrei sapere quanto tempo ancora passa con il Covid-19. Per l'invalidità? L'INPS non rispondono. Lei ha un'invalidità, quindi ha chiesto un'indennità di accompagnamento in questa domanda? No, ho fatto solo un aggravamento. Un aggravamento di qualche invalidità che voi avete. Maggio 2020 mi sembra che siano, insomma, è vero che nell'anno 2020 hanno un po' rallentato un po' tutto. Sì, l'invalidità. Sì, hanno rallentato proprio la procedura e quindi diciamo si ritarda. Diciamo che da maggio, insomma, sono già abbastanza. Quindi dovrebbero essere... E sono 8 mesi perlomeno avrebbero dovuto comunque mandare una comunicazione con la fissazione dell'appuntamento. Tenete presente che sta ancora continuando, che le visite in commissione di prima istanza non avvengono con, diciamo, la visita non è con oggettiva, ecco, il malato lo vedono a molta distanza, per cui diciamo che stiamo osservando carte, degli scempi, diciamo, come valutazione, perché chi richiede un aggravamento o l'accertamento di una invalidità praticamente per tutte le ragioni del mondo non viene nemmeno toccato dai medici, per cui è tutto quanto cartolare, per cui diciamo che chi non legge bene fra le righe, eccetera, eccetera, a questo punto sarebbe opportuno che nemmeno si fa accedere presso gli ambulatori chi richiede la prestazione, perché se non viene visitato si manda tutto tramite poste elettroniche e quindi si eviterebbe anche, diciamo, un assembramento, diciamo, quando attendono di poter essere visitati. Allora, cosa può per fare cui il c'è nostro anche telespettatore? questo. Molto semplicemente evitate di chiamare al call center che nessuno vi risponde. Al patronato, recatevi a un patronato portando la domanda che ha fatto il vostro medico curante online per richiedere la visita per l'aggravamento presso la commissione di prima istanza
e il patronato provvederà innanzitutto a vedere che fine ha fatto questa domanda e naturalmente anche a sollecitare, diciamo, la visita. Tenete presente che l'eventuale aggravamento riconosciuto, se vi porta qualche beneficio economico, avrà data retroattiva, partirà dal momento che avete fatto la domanda. Perfetto, quindi diciamo che se l'aggravamento vi viene riconosciuto e conseguente a questo aggravamento c'è un beneficio economico, gli effetti retrodatano al momento della domanda. Perfetto, noi ricordiamo sempre ogni settimana che ci sono le altre patologie che non sono andate in vacanza con l'emergenza sanitaria da Covid, anzi purtroppo ci sono molte patologie che in questo anno terribile si sono aggravate proprio perché manca la prevenzione. Manca prevenzione non ce n'è, vi ripeto, adesso le visite, perlomeno queste in commissione di prima istanza, esame obiettivo non ce n'è. Per cui sarebbe cosa buona e giusta che un medico, anche se uno va per una patologia, però diciamo con un esame obiettivo anche sulla persona potrebbe accorgersi magari che c'è qualcos'altro di ulteriore e chiedere perché lo può fare, ulteriori accertamenti, e quindi sarebbe una trincea di prevenzione in questo momento di Covid, anche fare col medico, diciamo, dell'INPS, sottoporsi a un esame comunque obiettivo. Il cartolare sappiamo benissimo che... Beh, è chiaro, perché un conto, no, è la visita, vedere la persona, un conto è vedere solo le carte, perché magari uno guarda prima le carte e poi vede, insomma, se la persona ha in effetti queste patologie, ha in effetti la necessità, no, di avere un grado di invalidità maggiore, e questo potrebbe dare, se si raggiunge il 100%, se uno non ha la possibilità di svolgere le quotidiane, no, attività, si può avere diritto all'indennità di accompagnamento. Perché, Poi tutto è demandato a una fase giudiziale, però stranamente poi alla fase giudiziale il giudice nomina un consulente tecnico, quindi un medico legale. I medici legali fanno gli esami obiettivi, cioè visitano le persone che richiedono, quindi c'è sempre anche questa distonia. I medici legali che sono nominati dal giudice, esame obiettivo lo fanno, gli altri non... c'è qualcosa che non va. Beh, noi diciamo che insomma chi ha una disabilità, un'invalidità, no? Spesso è importante ottenere, anzi nella maggior parte dei casi è importantissimo ottenere il riconoscimento di questa invalidità, proprio perché c'è bisogno di aiuto spesso nella vita quotidiana, e quindi rinviare poi 8 mesi, come ci diceva il nostro telespettatore. Sono assolutamente non accettabili, soprattutto in questo periodo. Soprattutto in questo periodo di solitudine, di abbandono, perché diciamo che tutta la sanità è impegnata su un altro giustamente, fronte. Perché e poi importantissimo è il fatto della prevenzione. In questo anno prevenzione non se ne fa. Voglio ricordare che chi non fa prevenzione appesantisce il sistema sanitario nazionale, per cui non dico che devono essere i medici o il sistema sanità a cercare le persone per fare la prevenzione, però poi ha un effetto boomerang. Chi non fa prevenzione appesantisce il sistema sanitario, anche con conseguenze molto gravi. Certo, parliamo tra poco anche delle liste d'attesa, ma prima abbiamo la pubblicità. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, concludiamo, avvocato, il discorso su questa finestra anche sulla sanità, perché è un diritto negato, no? Quando uno non può avere una visita in tempi congrui, non può avere il riconoscimento di un'invalidità, quindi se passa quasi un anno, insomma, poi quell'invalidità si aggrava ancora di più. No? Abbiamo prima una telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Chiamo dalla Mezzia Terme. Benvenuta intanto, prego. Grazie, volevo parlare con l'avvocato. È qui che l'ascolta, signora. Grazie. Buongiorno avvocato, volevo sapere, ho saputo che hanno aumentato le pensioni di invalidità, è vero? L'aumento del 100%? L'aumento del 100% sì, è vero questo.
La minima però. Però chi percepiva ovviamente invalida al 100% e aveva la minima è stata raddoppiata. Raddoppiata i pagamenti per chi fruiva di pensione di invalidità 100% minima è stata raddoppiata da una sentenza della Corte Costituzionale e chi la percepiva percepisce l'aumento direttamente con le stesse, se lo trova con le stesse modalità con cui percepiva, diciamo, questo reddito minimo di pensione di invalidità, con gli arretrati a far data da luglio 2020, perché l'entrata in vigore praticamente, quindi l'accesso a questo beneficio del raddoppio è da luglio 2020, per cui si è partiti dalla metà di novembre, quindi novembre, dicembre, gennaio, insomma chi beneficiava della minima pensione di invalidità al 100% minima, si troverà il raddoppio automaticamente per sempre. Ma avvocato, scusate, ma quelli che prendono l'accompagno non aumenta niente? L'accompagno non c'entra nulla, l'accompagnamento non c'entra nulla. Non c'entra quello nulla. Rimane così com'è. Quello non c'entra assolutamente nulla. Non fa reddito, vero? Quello non fa reddito. Che hanno aumentato le pensioni minime, è vero? Le pensioni minime, allora non facciamo confusione perché le pensioni ce ne sono di molti tipi. Tutte le pensioni, comprese le pensioni minime, annualmente vengono indicizzate, quindi non è un aumento, è un adeguamento al costo della vita, quindi non è un aumento, è una indicizzazione. Sì, è aumento, però stiamo parlando di pochi euro, ecco. Diciamolo chiaramente. Insomma. È un aumento. Sì, no, hanno parlato che inizia dal 1° gennaio, dice che sono sulle 175 euro, quelli che prendono le pensioni minime. Non ne siamo, non so se i nostri consulenti sono a conoscenza di questo, ma di questi 175 euro. Il dottore Scalmazzi sa qualcosa di questo? Problematiche legate all'inflazione che non c'è stata, purtroppo non ci sono stati adeguamenti di nessun tipo sulle pensioni. Ecco, quindi la risposta schematica del... Sarà qualche bonus, signora? Magari qualche sì, sicuramente c'è il raddoppio delle pensioni minime, quelle che prendono neanche 300 euro. Però è quello, ecco. È soltanto quello che si va a vedere. Che è in automatico e quindi già da un mesetto, sì. Avvocato, vero? Dal 15 novembre 2020 sono in pagamento. Quindi c'è solo questo per quanto riguarda le... È l'unica forma di aumento che si stanno equiparando alle invalidità al 100% e le pensioni di inabilità al 100% che vengono pagate al minimo. Ma c'è questo effetto estensivo, però stiamo parlando di particolari tipi di pensione. Certo, quindi poi infatti... Sempre al minimo, ecco, quindi non... C'è molta confusione, tra l'altro, no? Perché la materia pensionistica e previdenziale soprattutto è molto spinosa, per cui diciamo, certo. Anche noi che la trattiamo giudizialmente, però ci sono alcuni cambi, è veramente una proliferazione di norme che praticamente è difficile a seguirle. Certo. Concludiamo il discorso sulle liste di attesa, no? Ecco, chi aspetta anche un anno per fare anche le liste di attesa lo stiamo dicendo tantissime volte, non c'è nessun obbligo da parte dei cittadini, qualunque cosa succeda nella Repubblica Italiana, per fortuna ancora c'è questo diritto, che debba rinunciare ad una richiesta di salute, soprattutto per quanto riguarda le prescrizioni dove è consigliato praticamente ricorrere a dei protocolli, delle indagini perché vi è il sospetto di qualche malattia particolare. Quindi che cosa succede? Spesso e volentieri, purtroppo lo stiamo osservando, è una malattia, questa sì, del sistema sanitario, soprattutto meridionale, che ci sono liste d'attesa insopportabile. Ricordiamo ancora una volta, per alcune patologie oncologiche ritardare di un mese
la esatta diagnosi è lo scrimine fra la vita e la morte. Ci sono dei tumori che se vengono aggrediti subito va bene, ma i tumori, ci sono alcuni che nell'arco di 30-90 giorni non sono più recuperabili, per cui chi ha questa indicazione, la lista d'attesa è molto lunga, in ultima istanza con un provvedimento d'urgenza molto veloce presso il tribunale di competenza dove abita, il giudice è quello lavoro e previdenza che impone, obbliga l'azienda ad effettuare quell'esame. Ecco, questo è importante. Naturalmente che sia certificato come esame necessario e urgente, per cui il bisogno di salute ad oggi non ce lo hanno ancora tolto, quindi non ci rinunciamo. Ecco, per questo è importante sottolineare che ci sono le strade, gli strumenti per far valere questo diritto. Sempre ci sono. Perché è un diritto negato. È un diritto pericolosamente negato. Infatti non accedere alle cure, alle diagnosi tempestive, insomma, credo sia il diritto più grande, no? Certo. che venga negato. Ci sono anche delle buone notizie per chi invece assiste familiari disabili o anziani. Ci sono dei soldi? Ci sono praticamente, si può avere fino a 1.800 euro al mese, i caregiver, cioè praticamente coloro che assistono le persone che, non autosufficienti, quindi parenti, che sia chi deve avere questa prestazione sia nelle condizioni di non essere autosufficienti. L'ISEE non deve superare della persona i 26.000 euro, per cui è vastissima e se bisogna recarsi presso, siccome lo elargiscono i comuni tramite l'INPS, però i comuni, ci sono le domande, comune per comune stabilisce l'entità della cifra e anche elementi, diciamo, di reddito, però questi che vi ho detto non possono sforare, non può un comune decidere, tranne se ha soldi in cassa, eccetera, eccetera, però sono 26.000 euro di ISEE e praticamente si arriva fino a 1.800 euro al mese. I comuni naturalmente possono decidere una soglia diversa, più bassa, però bisogna semplicemente andare e chiedere, informarsi e fare la domanda, perché comunque ci sono molte persone, parenti che assistono gratuitamente, questa è una forma per essere anche questo preziosissimo ausilio che venga anche retribuito, ristorato in qualche modo. Ecco, perché l'assistenza spesso è quasi H24 per Sì, è H24. Infatti la soglia massima si raggiunge se uno nell'arco del mese assiste per 240 ore, che sarebbero 10 giorni senza dormire. Però, diciamo, ecco, spalmate, la misura massima di denaro che si raccoglie e entro nel mese si raggiungono 240 ore di assistenza. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Senta, dottoressa, io oggi non devo fare domande all'avvocato, non ne ho proprio voglia, però se me lo consente vorrei esprimere tutta la mia rabbia e la mia condanna verso ciò che ha detto il Presidente della Cina qualche giorno fa in un servizio di un telegiornale nazionale. Si parlava degli effetti del Covid sulle economie di tutti i paesi, di tutto il mondo praticamente, tutti in grande sofferenza, tranne la Cina. Hanno inquadrato il Presidente sempre con quel sorriso enigmatico, indefinibile, che sembra che prenda tutto in giro, e ha detto che il 2020 per noi è stato un anno straordinario. Ma dico io, dopo quello che hanno provocato, dopo i molti milioni di morti che piangiamo, compreso i suoi della Cina, e lui si compiaceva tutto trionfante che per la Cina il 2020 è stato un anno straordinario, perché hanno esportato un sacco, è l'unico paese che con un PIL al 10% che galoppa. Io credo che sia veramente, non lo so, non ho parole per definire queste frasi di questo Presidente, ma dico io, ha affossato il mondo, compresa l'America,
Chiaramente io la ringrazio perché questo e è uno lui spazio... risponde, parla così in pubblico, sfregandosene proprio di tutte, delle nazioni che ha affossato di tutto il mondo. A me dispiace solo una cosa, che non ci sia più Trump, perché forse era l'unico che poteva frenare questa avanzata, perché io credo che adesso, anche con gli accordi che hanno preso in Europa, è iniziata l'egemonia cinese. Allora, E io è un penso che suo questi pensiero, qua abbiano chiaramente in questo è mente uno proprio spazio... di colonizzare il mondo. Sono veramente... È un non suo lo so, pensiero, questo sono diceva è uno veramente molto spazio arrabbiata. dedicato E ai vorrei fare cittadini... un appello agli italiani e ai calabresi: comprate italiano, possibilmente a chilometro zero, sia per il cibo che per il resto. Signora, Mi io scusi, la ringrazio... sono veramente non ho parole, veramente non ho parole. La ringrazio, dicevo, questo è uno spazio in cui i cittadini possono anche sfogarsi, no? Esprimere il loro libero pensiero, perché questo chiaramente è uno spazio libero, questo è il pensiero di questa signora che e vi ringraziamo perché avete fiducia in noi e quindi vi sentite libera di parlare. Certo, perché chiaramente se ne ascoltano tanto, no? Ogni giorno siamo bombardati anche da notizie che arrivano dall'estero, e quindi insomma i cittadini che vivono un momento anche di restrizioni, di fatica, perché insomma quasi un anno di pandemia con insomma quello che stiamo, no? Tutti i cittadini stanno sopportando, insomma questo è anche un modo per, per sfogarsi. Ecco, questo lo prendiamo come uno sfogo della signora. Ha visto il presidente cinese, insomma, ha deciso di dire la sua e lo può fare tranquillamente qui da noi, ma chiaramente poi questo è un pensiero della signora che ci ha telefonato. È un periodo difficilissimo, per carità, perché intanto abbiamo i tanti morti, no, della pandemia, e questi non dobbiamo mai dimenticarli, perché noi invitiamo anche in questo spazio a continuare a rispettare, ecco, le regole, le misure che sono state pensate proprio per cercare di frenare l'avanzare del virus. Purtroppo ancora i contagi ci sono, purtroppo ancora, io dico sempre, se non si esce dall'emergenza sanitaria, da quella economica non se ne uscirà. Ecco, quindi ci vuole questo sforzo, perché ci sono delle categorie che sono completamente dimenticate ancora. Adesso dovremmo passare in zona gialla, perché a quanto pare l'indice di trasmissibilità nella nostra regione è inferiore a 1, si attende l'ufficialità con il monitoraggio settimanale che viene effettuato ogni venerdì, quindi si allargheranno un po' le maglie, però ci sono delle attività, e quando parliamo di attività si parla di persone che non hanno assolutamente nulla. Non hanno nulla? Non hanno assolutamente nulla, anche perché c'era un report da parte dell'INPS che praticamente tutta la filiera dei pescherecci, quindi del pescato, è rimasto fuori da ogni forma di ristori. Quella è una categoria abbandonata. Molto probabilmente pescavano e mangiavano, perché c'è assolutamente, e così come tante altre. Ci sono ancora alcune categorie e ancora tantissime persone che da marzo, messe in cassa integrazione, purtroppo quella miseria per alcune categorie di cassa integrazione ancora non è stata corrisposta. Salutiamo intanto chi è in linea. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Buonasera, dalla provincia di Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Senta, io la settimana scorsa ho sentito l'avvocato che ha detto che ha figli all'università, può fare richiesta per avere, non so se bonus, borsa di studio. Sì. Però non ha detto chi ha diritto. Chi ha diritto, insomma, ad avere questo aiuto per chi ha i figli? Sì, perché... Allora, ve lo dico perché giusto appunto, ecco, lo abbiamo qua, che forse per mancanza di tempo, gli assegni di importi pari a 2.000 euro spettano agli studenti che frequentano corsi di laurea triennale o magistrale. Le borse di studio raggiungono anche gli studenti di conservatori, istituti musicali e accademie di belle arti.
Per partecipare al concorso è necessario il conseguimento dei crediti previsti nell'anno accademico e una media ponderata di 24 su 30. Invece le borse relative ai corsi post laurea bisogna avere una votazione di laurea non inferiore a 92 su 110. Per quanto riguarda invece per prendere il massimo punteggio, quindi fino a 8.000 euro, l'INPS riconosce 14 punti entro la soglia dei 32.000 euro di ISEE, cioè questa misura possono partecipare tutti coloro che hanno un ISEE, quindi nucleo familiare, non superiore a 40.000 euro e poi a secondo dell'ISEE effettivo si va a scendere, quindi da una misura massima a man mano che uno meno ha più prende naturalmente. E praticamente tutti i bandi dovete andare, ecco qua, sul portale INPS, quindi c'è tutto lì, insomma si può scaricare INPS, anche la domanda. Sì, sì, ma è molto intellegibile e lì trovate sia i bonus per coloro che sono ancora studenti, sia il bonus per i figli, ecco naturalmente con queste caratteristiche economiche di ISEE, che vogliono fare un corso post laurea e quindi c'è anche questo bonus. Perfetto, quindi o formazione o corso post laurea, quindi c'è sia per coloro che sono ancora studenti sia per dopo la laurea. Sul portale dell'INPS andate a ricerca libera e quindi c'è tutti quanti questi bonus che ci sono. Quindi non potete sbagliarvi. Tutto chiaro? È tutto sul sito ufficiale. Sì, però, ditemi. Sì, però volevo chiedere, siccome diciamo, uno studente si è iscritto l'anno scorso, ha diritto o non ha diritto? Fino a quando non è laureato sì, fino a quando... Allora... si è iscritto per il primo anno l'anno scorso. Il primo anno? Fate la domanda. Con un punteggio di 100. 100. Ha diritto a fare questa richiesta? 100 è il voto del diploma, giusto? Esatto. Okay. Sì, ma allora, scusate, la votazione la chiedono per i corsi post laurea, ecco perché vi hanno detto 92 su 100 post laurea. No, lui si è iscritto il primo anno all'università. No, il voto del diploma non c'entra nulla. Vostro figlio è studente e partecipate a secondo del vostro reddito ISEE. No, si è iscritto l'anno scorso al primo anno all'università. Allora, però seguitemi il labiale, ecco, guardate. Allora, vostro figlio, il voto di diploma nulla c'entra, dimenticatevelo, è studente universitario. Ma voglio dire, ha diritto dal momento che si è iscritto l'anno scorso a fare la richiesta? Sì, fino a quando si laurea, sì, andate sul portale INPS. No, perché gli hanno detto al patronato che questa borsa di studio, la richiesta la possono fare quelle che sono iscritte nell'anno 1918, 2018-2019. Sul sito dell'INPS fatevi voi una lettura sul sito dell'INPS, ecco che forse è meglio, ecco. Quindi perché la legge parla di studenti e non perché c'è questa è nuova, proprio nuova. Quindi sul sito fatevi una ricerca, anche perché questo che io vi ho detto, a partire dal 27 gennaio 2021 sarà possibile inviare le richieste all'ente previdenziale unicamente per via telematica, per cui stiamo parlando, il 27 gennaio avete idea di quando è? 2 giorni fa. Quindi non stiamo parlando, questo patronato, cambiate patronato, andate a quello a fianco. Quindi per dire, non vi veniamo a dire, cioè quello che noi vi diamo le notizie sono basate su fonti INPS, se parliamo di INPS, non sull'Angi di agenzia di Beirut, ecco questo voglio dire. Insomma, l'avvocato è andato sul sito dell'INPS. Ma certo, non è che me le invento, io vi vorrei dire cose bellissime sempre, cerchiamo quando c'è qualche cosa. Certo, noi sempre, chiaramente noi siamo sempre per le buone notizie. Sempre per le buone notizie, per cui, però che siano vere, diciamo. Certo. Ecco. Andate, sapete che da un giorno anzi, solo in via telematica, prima potevate farlo anche cartaceo fino a 2 giorni fa,
praticamente fino a 3 giorni fa, da ieri praticamente si può fare solo in via telematica, per cui dal patronato, dal CAF, da un consulente, se invece lo potete, se sapete un po' maneggiare col computer, solo telematicamente si fanno le domande, per cui diciamo che è fresco fresco questo. Quindi si può accedere poi... Avvocato, io le chiedo ancora scusa. Io desidero sapere se mio figlio, che si è iscritto l'anno scorso, può fare questa richiesta, sì o no? Sì, ve l'ho detto all'inizio, senz'altro La risposta è sì, poi chiaramente se uno ha ancora dubbi, perché magari capisco che... sul sito, magari il signore si è visto vi ho detto cambiate naturalmente. Posso fare ancora un'altra domanda? Prego. Ma certamente. Allora, un mio congiunto, una mia sorella, ha 74 anni. Sì. Non ha mai lavorato, gli spetta qualche assegno sociale, cosiddetto sociale? Dipende a reddito questa signora? No, il marito ha una pensione di 1.200 euro. Ed è fuori allora, quindi no, per reddito. Se fosse stata sola avrebbe avuto da quasi 10 anni la pensione minima, mentre invece le fa reddito la pensione del coniuge, per cui è fuori reddito per prendere la cosiddetta pensione, ecco, quella di anzianità. Sociale? Sì. No, è una cosa diversa. Quella senza contributi, quella sociale, sì, quella senza contributi. Però c'è il reddito. A pensioni vecchiaie, insomma, ecco. Sì. Però c'è il reddito del marito. Il reddito del marito, perché tenete presente, no, che sulle 900 euro di pensione già si è fuori limite. Quindi niente, la signora non... No, perché 1.200 è sicuramente fuori... Niente. È proprio fuori, ecco. Per il reddito. Io la ringrazio molto. E figuratevi. La ringrazio. Faccio comunque questo giro sul sito dell'INPS, perché certo. Sento che ancora un po' di dubbi. Sì, vabbè, ma comunque questo è legittimo, per carità, perché se uno va ad un patronato e ti dicono in un modo, magari uno può vedere con i propri occhi, andare quindi sul sito dell'INPS e poi... ricordiamo che gli studenti in questo anno terribile sono stati davvero tanto penalizzati, insieme anche alle famiglie, no? Pensiamo agli studenti fuori sede che magari hanno ancora l'alloggio in un'altra regione, le famiglie si trovano insomma a pagare anche queste abitazioni, quindi è un'altra fascia della popolazione molto penalizzata, no, da questo coronavirus. Allora mi chiedevano, avvocato, prima di andare in pubblicità, il nome del fondo per non autosufficienti di cui parlava l'avvocato Rodighiero, credo si riferiscono al fondo per le persone che assistono, no, le persone... Credo che si riferiscano a questo, lo ripetiamo perché c'è questo... Sì, naturalmente sono fondi INPS che vengono erogati, in questo caso anche tramite i comuni, quando ci sono i congiunti che assistono persone non autosufficienti e quindi bisogna informarsi però perché sul territorio nazionale non tutti i parametri, quindi economici, sono uguali. Parametri economici nel senso che si arriva fino a 1.800 euro al mese, 1.800 euro al mese che è l'aliquota massima per 240 ore mensili di assistenza, diciamo, alla persona bisognevole. E ci sono alcuni comuni, lo posso dire, Bolzano che ha plafonato, è molto ricca Bolzano per cui dà molto di più, vi sono invece altre zone d'Italia dove danno di meno perché non è uniforme in tutta Italia. Quindi persone che assistono altre parenti congiunti non autosufficienti. Non autosufficienti, se vi potete rivolgere per informazioni INPS oppure presso i comuni dove c'è presso gli assessorati alle politiche sociali. Perfetto, io devo dare la linea alla regia. Perfetto. Torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora abbiamo altre notizie da dare, tipo la social card, avvocato, per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sì, prego. Allora, un'altra buona notizia per i percettori invece di reddito di cittadinanza
in quanto possono aggiungere, come diciamo in questo periodo di scarsa liquidità che hanno tutte le famiglie, anche la social card. La social card, ricordiamolo, che praticamente è quel sussidio che viene dato alle famiglie che hanno i requisiti, che riceveranno una card su cui verrà caricato bimestralmente la somma di 80 euro per tutto l'anno. I requisiti quali sono? O avere nel nucleo familiare o un ultra 65enne o un minore di anni 3. E naturalmente i limiti di reddito sono 7.000 di ISEE nucleo familiare e non avere più di 6.000 euro di beni mobiliari che risultano dalla certificazione ISEE, per cui queste 480 euro sono, diciamo, non fanno reddito a ciò che si percepisce per reddito di cittadinanza, per cui tutti coloro che si trovano in questa situazione, che nel nucleo familiare hanno o un minore di anni 3 o una persona che ha più di 65 anni, sicuramente a semplice domanda all'INPS, ma conviene, come dico sempre, andare a un CAF in modo che lì online fanno le domande, e quindi questa è una misura, sono 80 euro bimestrali che comunque vengono caricate in modo preciso, c'è la copertura finanziaria, per cui sono somme a disposizione. Telefonate intanto, pronto? Pronto? Sì, pronto, mi sente? La sento, da dove ci chiama? Chiamo dalla provincia di Cosenza, dal comune di Villapiana praticamente. Benvenuto intanto, prego. Intanto però se può abbassare... Chiamo dal comune di Villapiana, provincia di Cosenza. Si abbassa il volume del televisore. Io ogni settimana... ho capito. Si abbassa un po' il volume, altrimenti sentiamo l'eco e non riusciamo a capirci. Allora, può fare la domanda, prego. Sta abbassando il volume. Sì, cerca... Allora, volevo fare una segnalazione riguardo all'ufficio dell'entrata, perché ci sono molti cittadini che hanno fatto richiesta di rimborso recupero IRPEF riguardando il 2018 e presentato la domanda nel 2019, verso maggio, giugno, luglio. Adesso è un anno e mezzo e molti cittadini non riescono a ricevere risposte dall'ufficio delle entrate, perché sono dei recuperi IRPEF in base al conto del reddito 2018 e conto 2019. Di conseguenza ci sono state delle telefonate all'ufficio delle entrate dove queste pratiche sono in lavorazione dal mese di gennaio-febbraio 2019. Però ad oggi, che è quasi un anno e mezzo per presentare la domanda, e un anno è sempre in lavorazione, rispondono questi signori. Io capisco che c'è il reddito di cittadinanza, sono altre cose, eccetera, ma perché queste pratiche in un anno e mezzo non riescono a risolvere? Anche se uno deve ricevere come rimborso 10 euro, perché non definiscono queste pratiche questi signori? Facciamo intervenire il dottore Scalmazzi. Questa è la segnalazione, ma di molti cittadini, non è di uno solo. Sì, rimanga in linea perché vediamo... Rimanga in linea perché... Io volevo chiedere un'altra cosa per chi è sposata, ha figli e non lavora, come può fare per intraprendere con l'INPS una futura pensione? Per chi, chiedo scusa, è sposato? Ma è vedova oppure... No, è coniugato felicemente. No, per carità. No, per la pensione, perché non ha mai lavorato? No, mai lavorato. Anche qui è una questione del reddito. Allora, praticamente se non versa contributi, gli spetterà poi, praticamente, adesso sono 65 anni che praticamente, perché è donna, però ci sarà un aumento dell'età pensionabile, perché adesso 67 gli uomini, 65 le donne, ma ci sarà un aumento dell'età pensionabile per prendere la pensione di anzianità, quella non contributiva, per cui questo è, non ci sono, diciamo, altre. Se ha figli penso che abbia già usufruito del bonus bebè e quant'altro, per cui
quelli sono Quindi indipendenti bisogna dal vedere reddito. anche il reddito del No, coniuge. quello lì bonus per la No, nascita no, dicevo per la pensione della signora. Ah sì, quindi... è sempre i limiti di reddito del coniuge, perché diciamo, se la signora ha figli piccoli, quando andrà in pensione non so se modificheranno le norme, e come abbiamo detto prima, poi la pensione di anzianità, quindi quella non contributiva, risente del reddito del nucleo familiare, per cui attualmente se dovesse andare in pensione adesso, il marito ha una pensione di 900-950 euro, non prenderà la pensione di anzianità, per cui ecco, anche purtroppo è così, purtroppo. Per Allora, cui è influenzata anche dal reddito del nucleo familiare. È chiaro, insomma, perché... E se dovesse... La non contributiva. Sì, diceva? E se dovesse versare dei contributi come casalinga, incominciando... Quello fateglielo fare, però poi quando arriva all'età pensionabile poi una piccola rendita ce lo potrebbe avere, sì, fateglielo fare. Va bene? Intanto facciamo intervenire il dottore Scalmazzi per sapere se anche lei, insomma, come consulente ha notizia di queste difficoltà, no? Che ci segnalava questo nostro telespettatore, recupero insomma di questi IRPEF, di questi soldi IRPEF da parte di molte persone. Le pratiche, secondo quanto ci dice sempre il nostro telespettatore, sarebbero in lavorazione dal 2019. Voi come consulenti avete notizie di questa situazione? Sinceramente è una problematica che fino a questo momento non mi è capitata. Una cosa che è capitata nel periodo dicembre-gennaio con le pensioni e con i percettori di indennità di disoccupazione della NASPI è che hanno avuto dei conguagli a inizio anno dove c'è stata gente che a gennaio ha percepito 10 euro di NASPI a causa dei conguagli delle imposte sulle indennità che l'INPS ha erogato. Su molte pensioni, soprattutto per chi ha conseguito il diritto alla pensione nel 2019, stiamo riscontrando problematiche connesse al calcolo delle detrazioni sulle stesse, con decurtazioni che vanno da 100 a 150 euro mensili sull'importo netto che viene corrisposto dall'INPS. E purtroppo questa problematica si sta verificando anche nel mese di febbraio. Per quanto riguarda il conguaglio e le problematiche connesse alla risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, questo è un riscontro che noi stiamo denunciando da tantissimi mesi, dove le risposte da parte degli enti, utilizzando i canali istituzionali messi a disposizione come la PEC, ritardano ad arrivare. Quindi un problema noto, insomma, non è neanche colpa del Covid, perché diamo sempre la colpa al Covid. No, anche queste sono cose anche prima del... Anche prima dell'emergenza sanitaria, quindi ci sono delle segnalazioni. Io spero che magari chi di dovere ci stia ascoltando e magari cercare di accelerare, no, queste pratiche, perché ci sono contribuenti che aspettano magari questi rimborsi. Parliamo un attimo di opzione donna, che finiamo col fatto. Ricordiamo che ancora è possibile, praticamente stiamo parlando naturalmente per le donne, che coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2020 39 anni di contributi e 58 anni di età, e per gli autonomi 39 anni di contributi e 59 anni di età, è possibile andare in pensione con l'opzione donna. Per cui ancora si è nei termini, per cui questa è una finestra che l'hanno fatta proprio per favorire, in questo caso opzione donna, quindi le donne, per favorire la fuoriuscita dal mondo del lavoro con, diciamo, la pensione. Quindi questa è una finestra che ancora dovete... chi vuole ne può usufruire, e qui c'ho del 19/1/2021 l'INPS, c'è praticamente l'informazione che ha fatto l'INPS e quindi la direzione centrale pensione, per cui ecco, chi è nelle condizioni e nella situazione che rispetta questi parametri, approfittatene. Certo, quindi è ci sono incentivi, certo, ecco, come no. È un'occasione per molti. Io volevo fare intervenire la dottoressa
Mariella e Ippolito, perché intanto non le ho chiesto ancora oggi se ci sono delle novità, perché ormai è diventata una tradizione, all'inizio della trasmissione lo facciamo quasi in chiusura. E poi abbiamo ricevuto una richiesta sul nostro numero WhatsApp da parte di un nostro telespettatore che ci chiede notizia del bonus omnicomprensivo che dovevano mandare a dicembre. Io non so se lei sa a quale bonus si riferisce, ecco, ci può rispondere la dottoressa, prego. Allora, per quanto riguarda il bonus onnicomprensivo di 1.000 euro che è stato presentato, lo stanno erogando, quindi alcuni l'hanno già ricevuto, altri invece sono in attesa. Se si è in possesso del PIN dell'INPS o dello SPID, anche il diretto interessato può controllare l'esito della presentazione della domanda, oppure in ogni caso chiamare il patronato che o l'intermediario che ha presentato la domanda per conto della persona interessata. Naturalmente in molti hanno presentato la domanda pur non avendo i requisiti richiesti, ma non perché l'hanno presentata in modo abusivo, perché evidentemente non era chiaro per chi poteva aderire a questa forma di misura. Bisognava avere una tipologia di contratto, di contratto stagionale nel settore turistico, alberghiero, termale. Bisognava essere oppure un lavoratore venditore porta a porta o avere una tipologia di contratto di lavoro intermittente. Quindi molte volte magari dei semplici dipendenti che hanno lavorato per 2, 3, 4 mesi in una struttura, in un ristorante, in un bar, in un pub, anche se è per un periodo determinato, non hanno avuto quella stagionalità che era prettamente richiesta per la presentazione delle domande stesse. Quindi molti rigetti ci sono stati perché i requisiti non erano rispettati. Ecco. Poi continua sempre questo nostro telespettatore dicendoci che quello di 600 euro è arrivato l'anno scorso e sapeva che non andava ripresentata altra domanda. È così? Chi aveva fatto la domanda per i 600 euro? Esattamente. Chi ha presentato la prima volta la domanda per l'indennità dei 600 euro automaticamente ha ricevuto l'altra erogazione degli altri 600 euro senza la necessità di presentare una successiva domanda. Però ancora i soldi non sono arrivati, ci scrive. Questo in molti no. Non nego che alcuni hanno fatto ricorso. Al ricorso è stato risposto positivamente da parte dell'INPS, però nonostante la risposta positiva ancora i soldi non sono stati accreditati. Beh, bisogna aspettare, bisogna Quindi hanno riconosciuto il diritto, però l'erogazione ancora non c'è stata. Suppongo forse mancanza di liquidità anche da parte dell'ente, non lo sappiamo. È un punto interrogativo, insomma, vedremo quello che accadrà. Intanto in effetti, insomma, se i soldi non sono arrivati... Non sono arrivati. Il dato obiettivo di fatto è quello. Però non mi ha detto se ci sono delle novità, dottoressa Ippolito, perché io glielo devo chiedere ogni settimana. Vista anche la precarietà del governo in questo periodo, novità sostanziali non ce ne sono. Confermo sempre la cassa integrazione al 31 marzo 2021. Ci dovrebbe essere anche una successiva proroga, però al momento non è ancora certa. In più dovrebbe partire questa forma di cassa integrazione anche per gli autonomi, liberi professionisti che vorrebbero anche essere inclusi con chi è iscritto alla gestione separata, però al momento è una misura ancora sotto forma di progetto, non c'è nulla di concreto. No, diciamo novità sostanziali rispetto a quello che abbiamo citato anche nelle precedenti puntate non ce ne sono assolutamente. Quindi dobbiamo aspettare, perché forse anche questo particolare momento politico, no, che stiamo vivendo, la crisi di governo, potrebbe aver influenzato? Sì, sicuramente, anche perché sappiamo che di tutte le misure che sono state emanate
circa 270 provvedimenti aspettano di essere convertiti. Per cui è pericolosissima questa... Aspettiamo. Siamo abituati, no? Noi cittadini ad aspettare. Intanto salutiamo chi è in linea e non facciamo aspettare chi chiama in diretta. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Ti chiamo da Cosenza. Benvenuta. Volevo fare una domanda all'avvocato. Prego. Senta, avvocato, io sono un'invalida al 100%, ho ricevuto l'aumento Sì. però da gennaio, però non mi hanno mandato gli arretrati, come mai? Vi spettano da luglio e perché vi staranno arrivando. Sicuramente sarà perché sono due voci differenti. Voi percepirete per sempre l'aumento, quindi il rateo con l'aumento che avete percepito a gennaio, e una tantum gli arretrati, quindi viaggiano separatamente, per cui vi staranno arrivando, perché è un diritto che avete acquisito, quindi diciamo non... Sì. Quindi questo è, Quindi, diciamo, solamente dovuto a ciò, Quindi arriveranno. Tempo, Ma sì, certo, questo è, però viaggiano, sono due cose separate, ecco, sì. Perché insomma l'attenzione è quella. Quindi per questo, va benissimo, sì. Bene, grazie, voleva dire... Grazie, Poi arrivederci, fateci buona sapere, serata. naturalmente, fateci sapere se poi, ecco. Grazie, sì, come no, presto. Certo, perché la rete La rete è Grazie a voi. importantissima. è importante. Grazie a lei signora, almeno una buona notizia, almeno qualcosa è arrivato. Sta camminando, no? sì, sta camminando, perché stiamo in attesa di avere insomma diversi provvedimenti attuati, però almeno qualcosina sta arrivando. Sì. Stiamo aspettando anche, come sappiamo, come ci si deve muovere, perché si avvicina marzo, anche perché sappiamo che riprende la sospensione della rottamazione ter delle cartelle, per cui entro il 31 chi è in arretrato, se non si adegua, perde tutti i benefici, benché vi siano la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di accedere alla rateizzazione fino a 72 rate del debito e praticamente del debito e naturalmente fino a 100.000 euro, con la possibilità di non pagare 10 rate anche consecutive. Bene. Siamo in attesa della famosa rottamazione, pace fiscale e rottamazione quella tombale, che stiamo aspettando che venga deliberata. Questo perché per togliere naturalmente tutte le centinaia, veramente sono decine di miliardi di euro di crediti inesigibili, di crediti prescritti, di crediti imputati a società fallite e quant'altro, quindi depurare Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Equitalia per dirla volgarmente, e anche dare possibilità in questo diciamo famigerato lasso di tempo alle famiglie di respirare, perché praticamente con i debiti che si hanno nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni le aziende non lavorano perché non avranno mai il DURC pulito, non avranno nemmeno i cittadini sottoposti a esecuzioni possibilità di accedere al credito, per cui proprio la società si è bloccata. Beh, è chiaro, quindi poi tra l'altro il Paese ha bisogno di rimettersi in moto. Bisogno è naturalmente col fatto che con questa minaccia che stanno partendo milioni di cartelle esattoriali, toglietele perché non ve le pagherà nessuno. Questo, il problema è questo, perché stiamo ricevendo solamente telefonate di gente che non ce la fa ad arrivare a fine mese. Potete mandare miliardi di cartelle esattoriali, sapete benissimo che non verranno pagate, per cui o mettete sotto esecuzione almeno la metà degli italiani, perché c'è una metà che non ha questi problemi, però l'altra metà sì, oppure... Ecco, sì, perché c'è urgenza di questo, ecco, di questi provvedimenti. Perché altrimenti non si riparte. Cioè, se non si riparte. Già insomma ci sono molte attività, ce lo diceva anche il dottore Scalmazzi la volta scorsa, ci sono molte attività che non riapriranno più. Sì, ma riprende, poi sentiamo il dottore Scalmazzi, però quello che dico io, cioè la macchina dello Stato, il 70% del gettito è dato
dalle tasse che vengono pagate Certo. dai lavoratori autonomi e dalle partite IVA. L'altra parte d'Italia, egregia, però dipendenti statali e pensionati non producono reddito ai fini, ecco, di imposta da spendere, producono altro però da spendere, per cui se l'altra metà non si aiuta, qui muore un poco tutto quanto, non ci saranno soldini per pagare nulla, ma proprio nulla, ecco, per cui quando chiude, ecco, una saracinesca è un gravissimo, cioè è un grido di allarme per l'economia. Se ne chiudono 100, muore il paese. Beh, Questo chiaro. voglio dire. Ecco. Salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Salve. Io chiamo da Crotone. Benvenuto, prego. Io chiamo da Crotone. Vorrei sapere qualcosa. Siccome io percepisco il reddito di cittadinanza. Sì. Percepisco 747 euro. Prendo. Io pago 400 euro di casa, di mutuo, di casa, pago. Pago 400 euro di casa, paga. Ho un minore di 12 anni e la mia compagna. Siccome c'è questo, mi hanno messo 2.400 euro di reddito, perché io ce l'avevo zero fino a poco fa. E mi hanno messo quello del 2019, non lo so. Esatto. Che il reddito di cittadinanza fa reddito, non lo so, è vero? Sì, però dovete andare a vedere allora quello che vi corrisponderanno, perché voi avete l'obbligo di presentare annualmente l'ISEE, quindi non tutto quello che vi viene caricato, perché con 2.000 euro ovviamente non vi tolgono nulla, con 2.000 euro di ISEE, dipende dalla percentuale, cioè quanto incide e se incide. Vi sono persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza perché erano per pochissimo sotto soglia. Ovviamente andando a accumulare il reddito di cittadinanza sono andati sopra soglia e hanno revocato, però diciamo sono casi eccezionali, benché spiacevoli, quindi non vi dovete preoccupare se avete solamente reddito di cittadinanza, avete 2.000 euro, non vi revocano un bel niente. Ecco. Non mi viene tolto niente. Certo, perché vi ricordate, ve l'ho detto sempre, per avere il reddito di cittadinanza voi avete presentato un ISEE di 6.000 euro. Va 6.000 bene. euro. Avete presentato per darvelo, avete 2.000, quindi siete ancora, Sì, ne avete ancora ecco, non mi toccano niente. La ringrazio per la telefonata. E per avere l'ISEE corrente, l'ISEE ci vuole corrente. marzo. No, l'ISEE corrente è corrente, ma che vi serve? Cioè siete, l'ISEE corrente ve lo fanno subito, non dovete aspettare niente, però che vi serve? Comunque Però sempre non un serve a caffè. niente. No, a voi non serve perché me l'avete detto quant'è che avete di ISEE, quindi va bene. No, io ho il modello ISEE normale, infatti. Sì, ma va bene, va bene, ai fini del reddito di cittadinanza va bene, non mi superate i 6.000 euro. Sì, non li so, 2.340 e quindi state, Ci siamo. ecco, a posto. La ringrazio per la telefonata, l'abbracciamo. La ringrazio, mi scusate se ho fatto perdere un po' di tempo. Assolutamente no, noi questo assolutamente. dobbiamo fare. Noi siamo sempre qui ogni settimana, siamo in chiusura, ci sono arrivate diverse domande sul nostro numero WhatsApp, purtroppo siamo in chiusura, ma questa al volo vorrei farla al dottore Scalmazzi con una risposta schematica. Ci chiedono se ci sono novità sul bando regionale dote lavoro. C'è il dottore Scalmazzi? Allora, per quanto riguarda il bando regionale dote lavoro e per quanto riguarda anche il bando garanzia giovane, sono tutti e due i bandi in fase di partenza, quindi nei prossimi giorni le persone che sono interessate a queste misure potranno attivarsi con gli enti accreditati presso la Regione Calabria per avviarsi alle attività di tirocinio.
Volevo fare delle precisazioni in merito alle discussioni di oggi. Però siamo in chiusura, dottore Scalmazzi, io devo chiudere, lo faremo magari prossima settimana, perché siamo davvero 26, siamo veramente fuori tempo massimo, però prossima settimana noi ci rivediamo, giusto dottore Scalmazzi? Quindi Certamente. faremo queste precisazioni, risponderemo anche ai telespettatori che ci hanno scritto sul nostro numero WhatsApp, ci sono delle richieste molto importanti e quindi cerchiamo di dare delle risposte. Intanto la ringrazio, dottore Scalmazzi, ci vediamo prossima settimana. Grazie anche alla dottoressa Mariella Ippolito, anche con lei ci vedremo prossima settimana. Grazie dottoressa. A voi. Avvocato, il tempo a nostra disposizione è terminato, ci vediamo prossima settimana, sperando sempre con buone notizie. Speriamo. Certo. Grazie avvocato e come sempre grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia.